Beh, direi che è fondamentale avere un nuovo regolamento del Consiglio che sia al pari delle altre istituzioni nazionali, penso al Parlamento, alle altre regioni, anche quelle con termini, piuttosto che al Parlamento europeo. Ma oltre al regolamento dovremmo avere anche un nuovo statuto. Ricordo che ci siamo impegnati per chiudere queste due partite entro fine anno. Beh, ovviamente sono state premiate le professionalità e le conoscenze che già c'erano e quindi abbiamo un bagaglio di conoscenza importante e poi anche una giusta rinsanguata di questo gruppo con molti giovani. Avete visto che di giovani ce ne sono molti e questo ci fa ben sperare anche per il futuro. L'atteggiamento dell'opposizione come lo valuta? Ma direi propositivo e positivo, si tratterà di parlare assieme a loro. Io mi sono sempre rifiutato di chiamarla opposizione, la chiamo minoranza perché penso che questa sia la vera filosofia. La minoranza ha modo di interloquire, di proporre, di contestare, di avere la parte del cattone e il censore in questo caso, ma poi alla fine la maggioranza dovrà assolutamente prendersi l'obbligo di governare. Presidente, parte ha chiesto anche la presidenza della Commissione per lo Statuto. Noi abbiamo l'incontro con le segreterie politiche, ne parleremo in settimana, siamo disponibili a fare una riflessione. Ovviamente il tutto non può prescindere dal fatto che dovremmo anche però capire quale sarà il programma e quali saranno gli intendimenti e gli impegni che si prenderanno. Buone notizie per la Vinyls. Beh, direi buonissime notizie. Noi abbiamo perso 153.000 posti di lavoro da inizio di questa crisi, li abbiamo persi in Veneto, il Veneto che non conosceva disoccupazione. Direi che oggi ci piace guardare questo evento come l'ulteriore dimostrazione che c'è una ripresa e soprattutto vogliamo che questo sia interpretato anche come elemento positivo per i nostri lavoratori e le loro famiglie. Grazie. Oggi c'è una prima manifestazione già qui fuori da Ferrofini, ci sono le donne che manifestano per la pillola abortiva, ci sono le persone contro gli inceneritori, che cosa si sente di dire? Beh, che noi ascoltiamo tutti perché questo sarà il governo comunque dell'ascolto. Abbiamo modo di dire alle donne che c'è una legge e verrà applicata. La mia unica preoccupazione è di dire alle signore due cose fondamentali e lo leggo anche dalle molte email che ricevo. La prima è che questa pillola può essere applicata solo fino ai primi 49 giorni di gravidanza, spesso non si sa. La seconda che, questo lo dice la comunità scientifica, la mortalità aumenta di 10 volte con l'aborto chimico rispetto all'aborto chirurgico. Questi sono dati da sapere, per questo motivo noi chiediamo comunque l'ospedalizzazione. Non condividiamo la filosofia per la quale c'è una corrente di pensiero in Italia, si possa pensare che la pillola abortiva possa essere trattata come l'aspirina e diventare un farmaco da banco. E gli inceneritori? Sugli inceneritori la mia posizione rispetto ai due costituenti inceneritori sul Treviso è chiara, è di contrarietà. Vi ricordo che oggi il bacino ideale per un inceneritore di RSU, quindi rifiuti solidi urbani, è di circa 2 milioni di abitanti. In Veneto abbiamo 4.882.000 abitanti, il che significa che basterebbero due inceneritori e mezzo. Ne abbiamo già in 3 in Veneto, ricordo Padova, Cadelbue e Fusina. Però uno degli ultimi atti della Giunta era stato proprio decidere la possibile riapertura di questo di Fusina. Beh, io allora non conosco il dossier di Fusina, dico solo che abbiamo 3 grandi punti di riferimento regionali che sono Fusina, Cadelbue, Verona e Padova. Padova fra l'altro sta facendo la terza linea. Noi dobbiamo comunque in un'ottica di piano energetico regionale e in un'ottica di piano di smaltimento dei rifiuti regionale, conoscendo il Veneto come la regione della grande raccolta differenziata, capire che dovremmo valorizzare prima i siti esistenti e non pensare ad altri. Questo lo dico perché già i siti esistenti hanno difficoltà a reperire i rifiuti da bruciare e lo vediamo anche per le tante offerte che abbiamo anche da fuori regione.